Abbiamo voluto legare questa iniziativa a una manifestazione che si svolge già da qualche anno, da 10-11 anni qui a Rivarolo Mantovano. È un'iniziativa di natura di rievocazione storica. Abbiamo voluto connotarla anche così con il nostro contributo culturale, e quindi abbiamo fatto questo incontro in cui abbiamo unito un po' l'arte madonnara con la realizzazione di questo ritratto di Rodomonte Gonzaga, e poi la presentazione del libro Il Duca di Sabbioneta, che è il figlio di Rodomonte Gonzaga. Quindi abbiamo cercato di dare appunto questa connotazione culturale, per quanto è diciamo così di competenza nostra, a questa festa, che poi comunque si svolge con spettacoli, in allegria, giochi, eccetera. È stato con la mostra di Giulio Romano che mi è venuta questa ispirazione di poter fare dei ritratti che riguardano i nostri Gonzaga. Sono autodidatta, allora ho pensato di farli sul legno, in quanto io come mestiere ero falegname, e quindi sento il legno come materia viva abbinata al colore e a queste cose, e renderli diciamo presenti a noi, visto che noi non li possiamo avere. Il libro Il Duca di Sabbioneta, Guerre e amori di un europeo errante, ricostruisce su documenti originali dell'epoca la vita di Vespasiano Gonzaga Colonna, però con un andamento discorsivo, in modo che chi legge il volume abbia l'impressione di leggere un romanzo. Personaggio eccezionale perché è stato viceré in Spagna ai tempi della dominazione spagnola in Italia, ha fatto che l'unico praticamente della sua generazione, e in particolare ho voluto enfatizzare il clima dell'epoca. Qui abbiamo presentato un quadro che noi abbiamo eseguito per ricordare questo Rodomonte, che è a cavallo, un cavallo che si impenna, quindi vuol dire tanta vivacità, no? Tanta forza, come era il condottiero che lo cavalca. È stato un grande condottiero al servizio dell'imperatore, ma anche un grande capitano al servizio delle truppe pontificie, quindi sempre ben voluto sia dal Papa che dall'imperatore. Oggi è la seconda serata del Lizzagone rivarolese, che è una delle più importanti rievocazioni storiche del Mantovano. È una rievocazione rinascimentale ambientata nel 1531 e vuole ricordare il matrimonio tra Luigi Gonzaga, detto il Rodomonte, e Isabella Colonna. Per 3 giorni il centro storico di Rivarolo rivive un po' i fasti dell'epoca, con spettacoli di sbandieratori, musici, giocolieri e giullari. Proprio stasera c'è la disfida dei giullari, dal quale prende proprio il nome il Lizzagone. Il Lizzagone sia una gara, un agonismo ma artistico, non sportivo. E proprio stasera appunto i giullari disputeranno questa gara per avere la benevolenza da parte dei signori. Abbiamo 4 taverne curate appunto dai volontari della Proloco, in quale vengono proposti i piatti tipici del territorio come tortelli di zucca, il pesce di fiume, lo stracotto e i salumi. Ecco. È una manifestazione che impegna la Proloco per tutto l'anno, sono oltre 100 i volontari, oltre 200 le comparse in abiti storici, e per noi è un vanto un po' per il nostro paese, perché richiama qui a Rivarolo migliaia di turisti.